cavalcada in processione, sos costume adesso sardo so, con più parole, sos scadito de saiana. Quanto tempo è passato? Mm? Saccargia. Allora, oggi vi voglio raccontare, così in modo molto intimo, come è nata Terra Mia, questa canzone che ha avuto tanta fortuna fra di voi, insomma, fra il popolo sardo, sparso in tutto il mondo. Allora, ricordo che, premetto che nel 1989, avevo circa 27 anni, decido di partire, di lasciare la Sardegna per fare un'esperienza altrove. E vado a Milano, scelgo fra Roma e Milano, scelgo Milano. Lascio tutto, chiudo quelle poche cose che avevo qui, quei pochi legami che avevo in Sardegna e parto alla conquista di Milano. È stato molto difficile all'inizio cercare di lasciarmi dietro la Sardegna, perché io sono, come tanti di voi, sono molto, molto legato, radicato a questa terra. Però dovevo farlo perché l'esperienza mi mancava quella fetta, volevo capire se ero adatto per fare questo mestiere, cantare, suonare, insomma dedicarmi interamente allo spettacolo, che era la mia vocazione sin da quando ero bambino. Lascio la Sardegna, 89, 90, 89 mi sistemo, inizio a vivere a Milano, i primi anni inizio a riprendere in mano la chitarra e mi ricordo il primo incontro che feci fu con Beppe Dettori che già viveva lì a Milano da qualche anno, aveva finito il militare, aveva deciso di vivere lì. Ad Abbiategrasso viveva lì vicino a Milano, prima ospite della zia mi pare, poi aveva preso un appartamentino a Milano. Lui mi diede conforto, mi disse prendi la chitarra e mettiti a suonare. Allora i Navigli, Brera erano i centri portanti, il cuore pulsante di Milano, tutta da suonare. E niente, mi comprai un attaccamine, una bella attaccamine e iniziai questo percorso. Iniziai a suonare e finché non trovai proprio l'adattamento, il mio posto, no? Ognuno di noi ha un posto. Sui Navigli, me lo ricordo, si chiamava il Bulli e Pupe, la proprietaria si chiama Patrizia, e mi diede molta fiducia e lì iniziai la mia storia a Milano. Questo, pensate, è durato, ve la faccio breve, è durato fino al 1998. 1998, quindi 10 anni circa di vita in cui ho vissuto di tutto. Magari ve lo racconterò in un altro video. E nel 98 decisi di tornare in patria. Tornato in Sardegna, eh, decisi di prendermi riuscii in modo rocambolesco a prendere questo appartamentino a Platamona, in un villaggio che si chiama Marboria Mar, e presi questo appartamentino in affitto con giardino, vista mare, e lì scrissi Terra Mia. Ecco, ma perché scrissi Terra Mia? Perché la domanda che io mi sono fatto appena sbarcato in Sardegna è: ite vatto? Ecco, come so vai in sardo, parlo in sardo perché la lingua sarda è sempre stata in uno piccolo scrigno del mio cuore, anche quando vivevo a Milano cantavo in sardo molto spesso, a volte prendendo in giro anche i milanesi, però avevo notato che erano affascinati dal suono, di come io usavo soprattutto la mia inflessione, che è quella lugudorese. Quindi tornato a casa dissi: cosa faccio? Cioè, qui neanche nessuno mi conosce più, mancavo da 10 anni. Quindi lì le cose come capitano quasi per caso, no? Tu
hai la voglia, la volontà di emergere, di fare qualcosa e poi le cose ti accadono. Oggi ve lo posso raccontare perché ho letto quello, in quel periodo naturalmente ero inconsapevole. Una sera, dopo essere andato a trovare i miei genitori, a provare di ritorno a Platamona a casa, passai da un mio simpatico zio che era sposato, un ex carabiniere che era sposato con la sorella di mia madre, zio Pasqualino lo chiamavo, e lui ci andavo spesso a trovarlo perché mi piaceva la sua curiosità sulla Sardegna, sulle tradizioni, e quindi io, che ero molto curioso, andai da lui per vedere se c'erano delle novità. Eh, Mi ricordo che aveva una serie di libri, fra cui Passavamo sulla terra leggeri di Sergio Azzeni. Ero rimasto affascinato da questo libro. Gli chiesi se me lo prestava, però, ahimè, zio Pasqualino era un po' del parere tipo i libri non si prestano perché molto probabilmente poi non ritornano più a casa. Allora Itafattu ha detto, in modo per sfottermi così, mi ha detto, va, prenditi questo Deprian, e mi mise in tasca un Deprian della Esit, insomma, dove c'era raccontata in breve la bellezza della Sardegna, rivolta soprattutto ai turisti, no, naturalmente. Lo misi in tasca e rientrai a casa un po' deluso. Quella notte però, come adesso sentite delle campane, queste campane, qualcosa risuonava dentro di me, e in tardissima notte avevo ospite a casa, mi ricordo Stefano Cripa, che era un mio amico musicista di Monza, che mi aveva seguito in questo percorso, era venuto con me in Sardegna per riniziare una nuova vita musicale qui in Sardegna. Lui, mentre dormiva, io nel salottino di questa casa presi la chitarra, e che cosa ho fatto? Ecco, qui sta proprio il fulcro di questa cosa che vi voglio comunicare. Ho messo sul tavolo questo Deplian che mi aveva dato zio Pasqualino, e allora si collezionavano ancora i dischi, c'era ancora la cassetta, e mi ricordo, fra le tante cose che ascoltavo, mi aveva colpito in quegli anni, era molto in voga perché è molto bravo, Gatto Pancieri, questo Gatto Pancieri, Luigi Pancieri, che io ho conosciuto personalmente a Milano, in giro nei locali, ma e poi avevamo fatto una sorta di percorso insieme nella scuola di Mogol, a cui io avevo partecipato nel 1992, sono diventato diciamo un allievo di Mogol, che aveva questo sogno di costruire questa scuola che oggi è realtà, che si chiama il CET. Lui mi parlava, Mogol mi parlava spesso di Luigi Pancieri, Gatto Pancieri, che viveva a Concorezzo, un paesino vicino a Monza, che aveva questa capacità di scrittura sia nei testi che soprattutto nelle melodie. Aveva fatto un album nel 97 che si chiamava Stellina, c'era una canzone che si chiamava Mia, e diciamo che c'era un rapporto anche di stima. Io lo ascoltavo spesso, e ascoltando questa canzone, quella notte, chissà perché nello stelo mi è partita questa canzone, io dentro questa canzone ho preso la chitarra e in sol maggiore, ricordo ancora il sol maggiore, che era una tonalità grave per me, perché riscoprivo in me questa voce molto bassa, molto grave, che dava il senso di quello che volevo comunicare. Dopo aver ascoltato questa canzone spensi tutto e mi misi a suonare questa armonia, no? E rimasi così per circa 10 minuti, così, ascoltando questa armonia, quello che mi poteva suggerire, no? E lì nasce la magia, cioè i miei occhi puntano su questo Deplian dove c'è scritto venite in Sardegna, che troverete tante belle cose, i cavallini della Giara, a Tonara che si fa la sagra del torrone, insomma ricordava un po' frammenti
delle bellezze di tutta l'isola, partendo dalla punta di Porto Torres e finendo alla punta di Muravera. E, e lì che cosa è successo? Lì è scoccata la magia, perché la domanda era: io che torno in Sardegna mi sento legato a questa terra, che sento mia, mia, la sento profondamente, mia, che non mi ha abbandonato come se fosse una madre, eh, sento un brivido dentro me, no? La famosa tulla. Ecco, se sentite quel brivido mentre fate qualcosa, vuol dire questo è un segnale che vi sta dicendo che quella è la via, è la strada giusta. Io seguì questa intuizione e vi giuro, in giro di un quarto d'ora ho scritto questa canzone, perché è bastato mettere canto da pentesu mia, quanto ti ho sentito mia. Quindi questo approccio al brano di Gatto Pancieri, che poi si è distaccato, me ne sono andato in altri mondi, me ne sono andato in altri mondi col testo, me ne sono andato in altri mondi anche melodicamente, perché la Sardegna, la caratteristica, come diceva anche Grazia Deledda, di questa terra che è frastagliata anche nel ritmo, no? Terra mia, festas de Gallura, Campidano e Baronia, festas de Gallura. Cioè sentite questo galoppamento del suono. E finita, dopo che ho finito di scriverla, erano circa le 4 del mattino, lì ho fatto un lungo respiro e dentro di me sentivo che avevo scritto qualcosa di importante. La mattina chiamai subito un discografico, in quel tempo molto attivo, aveva creato un'etichetta, si chiama Giovanni Leonardi, l'etichetta era Gente Nuova, e con lui avevo un rapporto molto intenso, perché anche lui, che veniva da Fiorano Modenese, dall'Emilia Romagna, però era innamorato della Sardegna, e aveva fondato questa etichetta che aveva sfornato tante belle cose. Alle 8 del mattino mi ricordo, dopo averlo chiamato, alle 7 del mattino lo chiamai, alle 8, 8 e mezza era già a casa ad ascoltare questa canzone. Anche lui se ne convinse, evidentemente captò la positività e la vibrazione che emanava questa canzone. Andammo in studio e in giro di poco tempo registrammo questa canzone. Mi ricordo che subito dopo misi su uno spettacolo per le piazze, perché quello sapevo fare, quello dovevo fare, quindi contattai un'agenzia di spettacolo, la numero uno di Ninni Tomasiello, mi ricordo ancora, e gli proposi questo spettacolo che si chiamava La carica, la Sagarica, la carica dei 3+1. La carica, scritto con la G, in sardo da noi logudorese vuol dire fichi secchi. Quindi, siccome amavo, a Milano avevo anche incrociato tutto quel mondo della comicità, del cabaret, quindi Zelig, che ho visto nascere proprio con i miei occhi, ma ve lo racconterò più avanti, appresi anche i rudimenti della comicità, per cui quest'aria giocherellona, quest'aria un po' giullaresca l'ho tenuta sempre con me, l'ho coltivata e oggi mi fa compagnia insieme alla musica, viaggiano paralleli di pari passo. Quindi feci questo spettacolo un po' comico musicale, lo proposi a Tomasiello e c'era Stefano Crippa, mi ricordo c'era Pierpaolo Secchi, che poi fece parte dei Pino gli Anticorpi di Tre Sardi, però ha vissuto con me quando vivevo a Milano per 5 anni, abbiamo vissuto insieme, condiviso lo stesso tetto, e insieme a lui, a Stefano Crippa che era già con me in Sardegna, e a un altro personaggio, Nico Secchi, che era un rappresentante di prodotti per i ristoranti, i caffè, macchine per la ristorazione di Vidalba, diciamo, creai questo spettacolo. Quindi feci costruire un grande cavallo, sempre stato amante dei cavalli, un grande cavallo di polistirolo, un po' come fece Ulisse a Troia, un grande cavallo. Avevo un camper con me, un 238 della Fiat, perché avevo vissuto parte della mia vita itinerante in camper, per poi proprio amavo la libertà. E questo cavallo andava messo sopra il camper e partivamo via verso questa nuova avventura nelle piazze della Sardegna. Avevo scritto Terra Mia. Terra Mia è stata lanciata la prima volta nel 98, ho cominciato a farla sentire amici, parenti, così, e Ciondolo, quel personaggio che ha preso a picconate il bar di Ploaghe,
che adesso è diventato importante proprio per il coronavirus che ha distrutto il suo bar, mi ricordo che quasi mi rubò un CD dove c'era registrata Terra Mia e la mise nel jukebox. Allora c'era il jukebox, la mise nel jukebox del suo bar a Praga e in giro di qualche giorno mi chiamò entusiasta dicendomi: la tua canzone, gettonano solo quella canzone. Lì capii che Terra Mia poteva diventare una canzone di tutti, quindi una canzone popolare, quindi un grande successo. Mi misi in moto, il primo debutto fu all'anfiteatro di Nuoro, la manifestazione ormai conosciuta di Gigi Sanna degli Stentales, che si chiamava Voci di Maggio. Ospite quell'anno c'era Pierangelo Bertoli che stava iniziando un rapporto con loro, e debuttai con la carica di 3+1 con gli altri amici su quel palco con più di 10.000 persone che ascoltavano. Terra Mia, in quel momento il mio cuore ha risposto, ho avuto la risposta fra cielo e terra che era la strada giusta. Per farvela breve, gli investii tutte le mie forze e ho detto: questa canzone deve avere anche la possibilità di avere canali televisivi. Ecco, in quel momento Gianni Medda aveva un programma, l'unico programma televisivo che veicolava la musica sarda in Sardegna era Sardegna Canta. Quindi andai a Cagliari dopo tante peripezie. Gianni Medda all'inizio gli feci sentire la canzone, non l'aveva convinto, però dopo, con dei proventi che ricavai dall'agenzia di Picinno e di Nino Fais, insomma, abbiamo raccattato un po' di soldini, abbiamo investito e Terra Mia diventò la sigla finale nel 99. Nell'inverno del 99 diventò la sigla finale di Sardegna Canta e da lì diventò un grande successo. Che voi l'avete conosciuta lì, feci un video pensate, con 500.000 lire ho fatto un video, come location abbiamo scelto Saccargia. Ringrazio Marco Palolo che ha fatto le riprese e il Profeta, che allora lavorava in una piccola televisione sassarese, Teleg, che in una notte fece il montaggio raccattando tanti di questi video che raccontavano la Sardegna, perché Terra Mia è una cartolina, un viaggio, per cui da lì in poi io feci tante serate, il mio nome cominciò a scintillare in Sardegna e da lì ripresi in mano la mia vita. Era il 1998, Terra Mia. Grazie, alla prossima.